12 in punto, buongiorno e ben ritrovati a tutti con il consueto appuntamento quotidiano dedicato all'informazione del Veneto. Ben ritrovati a Focus TG, anche oggi un'ora e mezza in vostra compagnia, un'ora e mezza in diretta fino alle 13:30 per portare a casa vostra le notizie dal nostro territorio con tanti collegamenti in diretta, con tante notizie di cronaca e poi i nostri immancabili approfondimenti con i reportage sulla situazione attuale legata al rincaro dei costi e delle bollette e poi il caro benzina, il Ferragosto oramai alle porte, la pagina dedicata alla sanità, all'economia e allo sport. Tutto questo rigorosamente dopo la cronaca con cui apriamo abitualmente il nostro giornale. E adesso andiamo immediatamente a ripercorrere i momenti toccanti e sono stati momenti davvero di profondo cordoglio, quelli che hanno coinvolto l'intera comunità di Stanghella, un rosario per ricordare Anita Bertazzo e Pamela Breseghello prima delle esequie che si terranno domani pomeriggio proprio nella chiesa del paese. L'intera comunità è in lutto e allora torniamo a parlare di questa tragedia nel prossimo servizio. Adesso ci sarà un altro momento, venerdì alle ore 21 e poi sabato pomeriggio alle 16 il funerale qui in chiesa a Stanghella per tutte e due, per Pamela e anche per Anita. È Don Francesco Lucchini, parroco di Stanghella, ad annunciare il percorso che accompagnerà l'ultimo saluto ad Anita e Pamela, mamma e figlia che hanno perso la vita annegate nel Gorzone dopo che la loro auto era uscita di strada. Il paese della Bassa Padovana si interroga sul perché le due donne percorressero quella strada, un argine molto stretto che non è la via diretta a nessun luogo. Un mistero che verrà svelato dall'indagine dei carabinieri. Intanto si pensa al funerale delle due donne che domani verranno salutate insieme alla comunità di Stanghella e Solesino. Molte le persone attese nonostante il fine settimana ferragostano, tanto che si stanno allestendo altoparlanti anche fuori dalla chiesa per permettere a tutti di seguire la cerimonia. Dopo verranno accompagnate al cimitero di Solesino dove verranno seppellite insieme, una vicino all'altra. In molti le conoscevano per la loro professione e per l'impegno attivo all'interno delle due comunità della Bassa Padovana. Negli ultimi anni Pamela accompagnava le due figlie di 6 e 9 anni alle attività che la parrocchia di Stanghella organizzava. Pamela insieme a Francesco e le sue bambine frequentavano la nostra parrocchia anche se vivevano a Solesino, perché la vita di Pamela anche per il lavoro era qui a Stanghella, quindi è sempre stata fatta la scelta preferenziale per Stanghella, sia per le scuole come anche per la frequentazione della parrocchia. E parliamo adesso del giallo della morte di due imprenditori della provincia di Rovigo trovati senza vita a New York. La polizia propende per l'intossicazione alimentare o l'overdose, ma da Rovigo i familiari rigettano con forza ogni ipotesi legata alla droga. Da New York a Rovigo, l'attesa di due famiglie nell'angoscia è legata a quanto emergerà con l'autopsia sui loro corpi. Per la polizia, secondo i media americani, si va dall'intossicazione alimentare fatale all'overdose. Al momento è esclusa l'ipotesi di una morte violenta per Alessio Picelli e Luca Nogaris, i due imprenditori di Rovigo, il cui sogno americano si è infranto tragicamente in un appartamento di Manhattan. I loro profili social negli ultimi tempi mostravano numerose immagini della grande mela, occasione d'oro per il lavoro. Il 39enne Nogaris, un matrimonio alle spalle e padre di 3 figli, era un artigiano esperto di edilizia e impianti, mentre il 48enne Picelli, originario di Villa Dose, era un redattore di interni, contitolare di un negozio di arredo e design, che dal 2019 si spostava spesso negli States per lavoro tra Miami e New York. Erano stati raggiunti nella metropoli da un amico con il quale stavano studiando il progetto di ristrutturazione di una casa che era stato loro commissionato. L'ultimo viaggio, un mese fa, è stato proprio il collega, rincasando a tarda sera, a trovarli. Stando a quanto ricostruito dal New York Daily News, proprio nella camera gli agenti avrebbero rinvenuto vicino ai corpi alcuni accessori legati a sostanze stupefacenti. Ma saranno gli esami autoptici a stabilire con certezza le cause del decesso.
2 giorni fa il Consolato Generale dell'Italia a New York, in stretto raccordo con la Farnesina, ha fatto sapere che sta seguendo con grande attenzione il caso. A Rovigo le famiglie distrutte rigettano con forza l'ipotesi dell'overdose. Per ora resta il dolore e restano quelle immagini felici di 2 veneti che sognavano un'occasione che passa poche volte nella vita, ma che è terminata in un appartamento preso in affitto nella 29esima strada. Altra tragedia, questa volta a Lavarone, trovato il corpo del 17enne di Lonigo che da martedì sera era disperso nelle acque del lago. È stato ritrovato senza vita il corpo del giovane di Lonigo disperso nelle acque del lago di Lavarone. 2 giorni di ricerche incessanti, l'angoscia e la speranza di familiari e amici. Oggi pomeriggio il ritrovamento del corpo di Willy Nguettia, il ragazzo 17enne scomparso martedì in Trentino dopo un tuffo che gli è stato fatale, ingoiato dalle acque mentre era in pedalò assieme al fratello in un campo scout. E la vicinanza della comunità di Lonigo, dove abita il ragazzo, si fa sentire ancora di più, stretta attorno al dolore della famiglia. Oggi campeggia l'incredulità per il destino del giovane, originario della Costa d'Avorio, residente nella cittadina della provincia di Vicenza con la famiglia da 1 anno, inserito nel gruppo scout locale. Vigili del fuoco, sommozzatori e volontari che hanno lavorato incessantemente scandagliando i fondali con l'ausilio di strumentazioni sofisticate per poter individuare qualcosa nelle acque profonde del lago tra i fondali melmosi, dai quali oggi è stato recuperato il corpo del giovane. Una tragedia che ci ha toccato profondamente, spiega il primo cittadino di Lonigo, che continua: l'amministrazione garantirà qualsiasi tipo di supporto alla famiglia. Continuiamo con la cronaca e continuiamo con un'altra vittima delle acque. Viveva da tempo a Milano ma era residente a Campo San Piero, il 28enne che sabato scorso si era tuffato nelle acque di una cava dopo una grigliata con gli amici. Non era più riemerso, è stato adesso trovato il suo corpo. Un tuffo dopo una serata tra amici nelle acque della cava di Ronchetto a Milano. Il giovane che non riemerge, le disperate ricerche con i sommozzatori dei vigili del fuoco che recuperano il corpo dopo 2 giorni a 8 metri di profondità. Si è spezzata così la vita di Petru Lupu, 28 anni, giovane di origine romena, residente a Campo San Piero ma da tempo trasferitosi nel capoluogo lombardo. Una morte che lascia sgomenta la famiglia e gli amici del giovane che ancora vivono nell'Alta Padovana. Proprio qui, a Campo San Piero, dovrebbero svolgersi i funerali. Denunciato a Costa Bissara un 50enne per atti osceni e molestie. Denunciato per atti osceni e molestie, si tratta di un 50enne incensurato di Valdagno che nelle notti di luglio si appostava nel centro di Costa Bissara con il suo SUV bianco alla ricerca di giovani ragazze da molestare, mostrando le sue parti intime. Gli uomini della polizia locale hanno individuato l'uomo dopo una serie di denunce ricevute dalle vittime e dopo un'attenta attività di indagine supportata anche dall'apporto della videosorveglianza sul territorio bissarese. Le vittime sarebbero state avvicinate con una scusa di informazione per poi iniziare a denudarsi davanti a loro, inseguendole per diverse vie del paese. Il molestatore è stato segnalato per il reato di molestie o disturbo alle persone, punito con l'arresto e un'ammenda fino a 516 euro, oltre alla violazione amministrativa per atti osceni in luogo pubblico, che prevede una sanzione di oltre 10.000 euro. 2 incendi nei prossimi 2 servizi. Partiamo da Grantorto, un principio di incendio del tetto di un appartamento che ha causato tanta paura e preoccupazione. Le fiamme sono partite da un divano all'interno di un appartamento e sono rapidamente riuscite a raggiungere il tetto in legno. Attimi di paura nel pomeriggio di ieri in questo caseggiato di via Alessandro Volta a Grantorto. Immediata è scattata la richiesta di soccorso che ha portato sul posto i vigili del fuoco di Cittadella e i volontari del distaccamento di Borgoricco. L'intervento ha evitato che l'incendio si propagasse con danni ben peggiori. Indagini sono in corso per stabilire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Fiamme anche nella zona di Valdobbiadene, al lavoro i volontari antincendio e i vigili del fuoco.
Una notte di lavoro per i volontari AVAB di Valdobbiadene e Miane e i vigili del fuoco. Le fiamme lungo il bosco del Madeanna sul monte Cesena rischiavano di innescare un rogo incontrollabile, ma l'intervento immediato ha scongiurato l'ipotesi. Un incendio divampato da alcune cataste di tronchi per cause in fase di accertamento. Ore difficili perché le fiamme, apparentemente domate tra l'1 e le 2 di notte, hanno ripreso vigore velocemente, non consentendo di chiudere le operazioni. Solo più tardi si è potuto tirare un sospiro di sollievo, ma i volontari stanno tuttora presidiando il luogo per evitare ulteriori ripartenze di focolai dopo aver bonificato l'area. Sul posto anche il sindaco di Valdobbiadene Luciano Fregonese e i carabinieri per indagare sulle cause del rogo. Tante altre notizie di cronaca e poi, come annunciato, tutti i nostri approfondimenti e i collegamenti dal territorio dopo la pubblicità. Restate con noi. Ben ritrovati a Focus TG, lo ricordo, siamo in diretta e lo saremo fino alle 13:30. Ebbene, come promesso continuiamo con la cronaca, ci spostiamo a Borgorico dove un'auto finisce fuori strada e termina la sua carambola in un fosso. Vediamo le immagini nel prossimo servizio. Incidente nella notte a Borgorico, nell'Alta Padovana, in via San Giuliano, dove un'auto è finita rovesciata in un fossato. Il conducente e il passeggero sono rimasti feriti. I pompieri, intervenuti dal locale di staccamento volontario e da Padova con l'autogru, hanno messo in sicurezza il mezzo e estratto il conducente per affidarlo alle cure del personale 118 del SUEM per il trasferimento in ospedale. Sul posto anche i carabinieri che hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Non ha avuto, fortunatamente, conseguenze per le persone lo spettacolare incidente che si è verificato in piena notte a Marostica. Era l'1:30 della scorsa notte quando una Range Rover che era partita poche centinaia di metri più a nord con a bordo 3 giovani è andata a schiantarsi su questa curva in via Cecchin rischiando di cadere nel canale sottostante. La macchina si è fermata proprio sul ciglio del ponte, i 3 giovani sono usciti illesi. Ero in casa, all'1:30 ho sentito un grosso colpo che ho sentito, mi sono affacciato nel poggiolo a parte di là, mi sono messo i pantaloni corti e a petto nudo sono sceso e sono venuto giù. Venuto giù ho visto l'incidente qui, la macchina. Nonostante l'equilibrio precario della vettura, i 3 occupanti, una ragazza di Udine e 2 ragazzi di Marostica e Schiavon, sono riusciti ad uscire autonomamente e senza danni rilevanti, anche grazie alla stazza del veicolo, un Range Rover modello Evoque guidato da un 22enne. L'autista si lamentava un po' allo stomaco. Probabile l'iceberg gli ha battuto sullo stomaco, gli faceva male quello, ma comunque l'ho visto, è andato via, li hanno portati via i carabinieri, li hanno portati a casa. All'intervento dei carabinieri del NOR, sezione radiomobile di Bassano del Grappa, si è aggiunto quello dei vigili del fuoco di rientro da un intervento poco distante. Il guardrail era stato installato all'inizio del 2022 e ha svolto pienamente il suo ruolo frenando la corsa della vettura. Sulle cause e la dinamica dell'incidente indagano gli uomini dell'Arma. E dell'incidente è stato immediatamente informato anche il sindaco di Marostica, Matteo Mozzo. Dalle prime indiscrezioni sembra che un animale abbia attraversato la strada e, complice la velocità e probabilmente anche l'ora tarda, i ragazzi hanno perso il controllo dell'autovettura che è andata a sbattere contro il guardrail di protezione del ponte. E meno male che quel guardrail c'era. Sì, devo dire che da una parte è anche soddisfazione che ci fosse stato, perché il sito di Ponte Campana ha avuto negli anni moltissimi incidenti, questo è sicuramente uno dei più gravi. Erano state fatte negli anni numerose richieste di sistemazione, di messa in sicurezza dell'incrocio. Una delle ultime abbiamo fatto come amministrazione è del 2019, ma ripeto, erano state fatte anche dalle amministrazioni precedenti, quindi è giusto dare atto e peso alla richiesta di messa in sicurezza. E proprio a gennaio di quest'anno l'incrocio è stato messo in sicurezza con i 2 guardrail su entrambi i lati, con il rifacimento dei cordoli e anche tutto quello che sono lo scarico delle acque superficiali all'interno del canale Longhella.
Parliamo adesso di un altro incidente che non si è verificato sulle strade, bensì sui sentieri, perché un escursionista è appunto scivolato sul sentiero e a salvarlo l'allarme lanciato dalla sorella. Crespa d'Oro, un escursionista sessantenne di Arzignano, è stato salvato dal soccorso alpino di Requaro Valdagno dopo essere scivolato dal sentiero che porta a Cima Telegrafo. L'uomo, in compagnia della sorella, era partito ieri mattina da Durlo, in Valle del Chiampo. La donna, dopo essersi fermata per una pausa, aveva lasciato proseguire il fratello dandosi appuntamento a più tardi. Invece, dopo averlo atteso invano per ore, la donna si è precipitata a valle a lanciare l'allarme. 2 le squadre di soccorritori, partiti immediatamente da Arsiero per raggiungere il rifugio Bertagnoli, hanno alla fine individuato l'escursionista che dopo una caduta era rimasto immobilizzato avendo riportato un trauma alla caviglia e numerose scoriazioni. Il sessantenne è stato imbarellato e dopo un'ora e mezza di cammino è stato affidato alle cure dei sanitari che in ambulanza lo hanno trasportato all'ospedale di Arzignano. E noi andiamo avanti con la cronaca, con le notizie dal territorio. Ci spostiamo a Macerata perché dobbiamo segnalarvi e mostrarvi le immagini di una rapina nella parafarmacia del paese. Un uomo è entrato armato di coltello, si è fatto consegnare il denaro in cassa e poi è fuggito a piedi. Una rapina avvenuta in pochi minuti. Secondo i testimoni, 2 sarebbero gli uomini che tenevano sotto controllo la parafarmacia in viale Caccianiga. Hanno girato nella zona per diverso tempo, tanto da insospettire la dottoressa. Aveva allertato anche il titolare dell'agenzia immobiliare che si trova accanto. Era un'ora che andavano avanti e indietro. Lei ha detto: sono un'ora che vanno avanti e indietro, delle persone mai viste. Tutto poi è precipitato in poco tempo. La dottoressa è rientrata in parafarmacia. Ho detto: vabbè, stiamo un po' attenti. Ho detto: va bene, io torno in parafarmacia, voi date un'occhiata se ci sono problemi. Saranno passati 20 secondi. Lei ha telefonato ai carabinieri, ha messo giù il telefono, quindi i primi 10 secondi, i successivi 10 è entrato dentro. Uno probabilmente al palo e uno è entrato dentro. Armato di un coltello da cucina e con gli occhiali da sole, si è avvicinato alla donna, gliel'ha puntato alla gola, voleva i soldi in cassa. Lei ha tirato fuori tutto quello che aveva e gliel'ha consegnato. Si tratta di un bottino di qualche centinaia di euro. Sono stati attimi di terrore per la donna, che è rimasta leggermente ferita. Probabilmente c'è anche difesa perché aveva un taglio alla mano e un piccolo taglietto alla gola, per cui un po' sotto shock naturalmente. E i carabinieri erano allertati, ma era un'allerta dovuta non guardi che sono stata rapinata, era attenzione che ci sono. È stato tutto veloce. All'arrivo dei carabinieri la rapina era già stata messa a segno. I 2 sono poi fuggiti a piedi, immediatamente è scattata la caccia ai malviventi. E sono uscito e la signora è uscita, era là, aiuto, eccetera, eccetera. La paura ora è molta, non tanto per me, ci dice. C'è mia figlia che lavora, che è qui, io non ci sono, gli ho detto chiudi. Quando esco, ormai a questo punto chiudi sempre. Nelle prossime ore i carabinieri guarderanno le immagini della videosorveglianza. Forse i 2 rapinatori sono stati immortalati. La dottoressa è sotto shock ma sta bene. La parafarmacia rimarrà chiusa per qualche giorno. Ci spostiamo adesso a Conegliano perché potrebbero avere le ore contate i 4 soggetti, le 4 persone che domenica notte hanno fatto il bagno completamente nudi nella fontana del Nettuno. Ma io li definisco semplicemente 4 imbecilli, probabilmente il caldo, l'alcol, la luna di notte, ma mentre su questi 2 fattori possiamo lavorarci, sull'imbecillità delle persone e la maleducazione no. Per cui io gli consiglio di farsi vivi loro prima possibile, perché adesso stiamo analizzando le telecamere insieme a tutte le forze dell'ordine e vi assicuro che li troveremo e sarà meglio che si costituiscano da soli, perché quando li troveremo applicheremo il massimo della sanzione. Filmati e fotografati da un cittadino con lo smartphone e catturati dal sistema di videosorveglianza, potrebbero avere le ore contate i 4 soggetti che domenica notte si sono buttati nella fontana del Nettuno in pieno centro a Conegliano completamente nudi. Non è una goliardata, taglia corto il primo cittadino, anche perché fa male all'immagine della città del Cima. E invito tra l'altro chi fa queste foto a chiamare immediatamente le forze dell'ordine, perché abbiamo visto negli ultimi episodi che le forze dell'ordine sono intervenute immediatamente e hanno subito identificato e
sanzionato le persone, per cui invito chiunque veda fatti del genere a chiamare subito le forze dell'ordine. Se beccati, la punizione non solo sarà massima in termini economici. L'ultimo episodio risalente all'anno scorso in cui sono state rovinate delle immagini della Lilt, le persone sono state individuate e messe ai servizi sociali. Questo è quello che deve essere fatto, per cui più che multe bisogna fare in modo che capiscano con ore di lavoro a favore della comunità. Linea dura che convince anche i cittadini, l'inciviltà va combattuta, troppi segnali di preoccupazione in questa pazza estate 2022. Non li considererei dei vandali, ma delle persone ignoranti e maleducate. Non so se sia dovuto alla situazione degli ultimi anni che ha portato i ragazzi, e non solo i ragazzi, anche le ragazze, a fare quello che volevano, oppure che siano magari i genitori che non li seguono più come venivano seguiti i ragazzi una volta. Aggiungo solo che si crea un danno d'immagine al comune, a tutto il nostro territorio, che sommato a problemi di baby gang o di scippi che si stanno verificando sempre più frequentemente, danno un'idea alquanto pericolosa e sbagliata di tutta la nostra area. Non va bene fare una roba del genere in città, non è decente. E sono d'accordo con lui che devono essere puniti. Chiudiamo per un attimo la pagina di cronaca, la riapriremo più avanti nel corso del nostro Focus TG. Adesso parliamo di attualità, parliamo di caro bollette e della difficoltà non solo di tantissime famiglie, ma anche di amministrazioni comunali e soprattutto di esercenti costretti a fare i conti anche con bollette triplicate. Guardate la storia che ha raccolto per noi la collega Chiara Gaiani con il titolare di una nota pasticceria di Padova. Abbiamo la bolletta che ci è arrivata qualche giorno fa, che è appunto questa, dove riporta un importo di 10.400 e non so cosa euro, che è l'amara sorpresa, che ripeto ci ha fatto veramente male, è una mazzata che non ci aspettavamo effettivamente così alta, anche perché siamo riusciti a ridurre il 50% a un importo più basso, se no la bolletta sarebbe stata data 13.800 euro, per cui è ancora più fastidiosa. E questo invece è lo stesso periodo dell'anno scorso, cosa avevamo speso, che è naturalmente assurdo la differenza che c'è, perché l'anno scorso pagavamo ai kilowatt 0,06 e adesso stiamo pagando 0,49. Prezzo aumentato di 7 volte per l'energia elettrica in un laboratorio come quello di Luca Scandaletti, noto pasticcere padovano, che di energia ne consuma molta per necessità. 19 dipendenti, un'attività che ama, il titolare dello Sablon ci racconta di aver messo in atto tutti i risparmi possibili, a partire dal cambio delle lampadine del suo locale, che adesso sono tutte a LED. Spesso e volentieri non mi vergogno a dire che spegniamo il condizionatore, ne abbiamo 8 condizionatori in azienda importanti e quando possiamo, la giornata ce lo permette, li spegniamo, perché sennò effettivamente sono consumi che non riusciamo più a trattenere. Ricordiamoci bene che però effettivamente questo non può durare sempre, perché più avanti andiamo, se chi può non fa qualcosa, e chi può intendo lo Stato, perché è lo Stato che può dire basta, l'inflazione è diventata troppo alta, ma non è tanto l'inflazione, ma c'è chi ci sta speculando dentro, chi ci sta mangiando troppi soldi e tira un freno a mano, allora forse torniamo alla normalità, perché più lasciamo fare le cose e più noi stiamo zitti, che è una cosa che facciamo sempre. Nel momento in cui stiamo zitti vuol dire che le cose vanno bene, ma sono convinto che non vadano così bene per tutti, perché quando vi arriva una bolletta che è triplicata, quadruplicata, qualcosa vi viene in mente e non è sicuramente qualcosa di gentile. Una situazione di incertezza che pesa ancora di più in aziende artigiane come questa, che escono da 2 anni di Covid con aperture a singhiozzo, che hanno con i collaboratori e i clienti un rapporto franco e quotidiano. Per guadagnarci qualcosa, quanto dovrebbe vendere una brioche, che è un po' il prodotto simbolo? In rapporto oggi stiamo vendendo a 1,40 €, al banco dovremmo venderle minimo a 2 € per starci dentro quei costi, ma si può fare una cosa del genere? Possiamo imporre a un cliente che viene giornalmente o comunque anche qualche volta a settimana un prezzo così esoso? No, ce lo dobbiamo caricare noi come azienda, cioè vuol dire che noi stiamo caricando queste cose, e sorrido quando la gente dice sì ma lavori un sacco, prendi un sacco di soldi. Guardiamo i conti, a fine mese non ci arrivi con questi costi, perché i costi sono troppo alti, le materie prime sono più che raddoppiate. Il burro vi dico che non solo il 100%, ma ancora di più, noi utilizziamo solo materie prime di qualità, siamo arrivati veramente a costi folli, ma non lo dico io, lo dicono tutti i ristoratori.
E i costi dell'energia mettono a rischio la tenuta socioassistenziale anche delle case di riposo. Siamo nella Marca e andiamo a parlare di quello che sembra essere un problema in costante crescita. Il copione in tante case di riposo, in tante strutture della provincia è sempre lo stesso. Bollette della luce quadruplicate, il rischio è quello di dover alzare anche le rette degli ospiti. Eccola qui, questa è la bolletta, l'ultima bolletta arrivata relativa a luglio del 2022, che mostra un consumo inferiore rispetto alla pari bolletta dello scorso anno, ma un costo praticamente triplicato. Questa è una situazione che ormai perdura da qualche mese, ma a questi livelli non si era mai arrivati. 28.346 euro contro i 7.000 del 2020 e i 9.000 dell'anno scorso. Sono numeri che parlano da soli, quelli snocciolati dal presidente di Villa Belvedere. Nella struttura di Crocetta del Montello ci sono quasi 130 ospiti, la maggior parte non autosufficiente. Qui, tra un piano e l'altro, l'energia serve per garantire un minimo di qualità della vita. Con la bolletta dell'Enel noi facciamo andare l'impianto dell'ossigeno, facciamo andare il raffrescamento, facciamo andare i sollevatori, facciamo andare i letti, i materassi ad aria per evitare le piaghe antidecubito, cioè non possiamo permetterci di stare senza corrente. Tagliare su questi costi insomma è impossibile, di sicuro, sottolinea lo stesso Tappari, è immorale, così come lo sarebbe aumentare le rette. Su questo il presidente della RSA è netto. Io francamente l'ho già dichiarato, mi rifiuto di spalmare questi costi sulle rette degli anziani e delle loro famiglie, non certo perché io sia un anarchico o un insurrezionalista, ma semplicemente perché trovo impossibile e non corretto spalmare una bolletta che è frutto da un lato di una mera operazione speculativa a livello internazionale e dall'altro di una pochezza di interventi politici a livello nazionale per settori come questo. Ma il copione è lo stesso in tutte le RSA della Marca. I conti aggiornati di Casa Marani nelle sue 3 strutture di Villorba, Povegliano e Paese fotografano un rincaro complessivo del 374% dai 19.000 del 2021 agli oltre 91.000 euro di questi giorni. Abbandona ogni diplomazia anche la presidente Zambon. A rischio c'è la tenuta socio-assistenziale. Quanto alle rette, siamo preoccupati che se non riusciamo a pagare le bollette, e questo riusciremo a farlo solo probabilmente agendo sull'aumento delle rette, si rischia il taglio dei servizi e questo renderebbe impossibile erogare l'assistenza agli ospiti. 400.000 euro l'exploit previsto per Casa Marani nel 2022, un colpo durissimo. Le case di riposo della Marca sono davanti a un bivio. È insostenibile già nella situazione attuale. Se pensiamo poi in prospettiva che fra 20 giorni arriverà la bolletta di agosto e sarà forse peggio di questa, e soprattutto se pensiamo che in autunno-inverno arriverà il gas con valori quadruplicati anche lì rispetto all'anno scorso. Ci fermiamo adesso per un piccolo break pubblicitario e rientriamo con tante altre notizie e tanti altri collegamenti. A fra poco. Sono da poco passate le 12:30, ben ritrovati a Focus TG. Noi continuiamo con le notizie dal nostro territorio. Ebbene, era ampiamente prevista ed è stata anche ampiamente annunciata la discesa di Venezia sotto la soglia dei 50.000 residenti. Adesso il dato è ufficiale, lo certifica l'anagrafe del comune. Venezia è scesa sotto i 50.000 abitanti. Secondo l'ufficio statistica del comune sono 49.997, dato di mercoledì. Lunedì erano 50.011. Sono bastati 3 giorni per perdere 14 residenti e sprofondare sotto quella che è stata definita la soglia fisiologica del concetto di città. È l'ultimo gradino, il più basso, di un esodo iniziato nei primi anni 50, quando Venezia contava ancora 175.000 abitanti. Un fenomeno mai contrastato seriamente, che
che anzi negli ultimi 20 anni è stato ancora più intenso. Nel 2002 gli abitanti erano ancora 64.000. Considerando poi che alla Giudecca vivono circa 5.000 persone, nei 6 sestieri di quella che per 1100 anni è stata una potenza economica, militare, culturale e politica, la più longeva repubblica della storia, vivono meno di 45.000 persone. I treppi di Venezia.com, con la cifra 49.999 affissi alle finestre per lanciare l'ultimo grido d'allarme, hanno ricevuto la stessa risposta di iniziative ben più clamorose, come ad esempio il funerale di Venezia, con tanto di bara deposta davanti al comune quando la città scese sotto i 60.000. Nessuna. A Venezia in compenso si calcola ci siano oltre 80.000 posti letto per turisti, più o meno, perché se ne stimano almeno 20.000 di abusivi. Quello dei turisti è l'unico dato in crescita di un comune che perde abitanti anche in terraferma. L'entroterra veneziano è sceso dai 207.000 abitanti del 1981 ai 177.000 odierni, meno 30.000. L'intero comune, che negli anni 70 sfiorava soglia 310.000, oggi conta 254.000 residenti, raggiunto e abbondantemente superato da Verona, che dal 2019 è la prima città del Veneto. E restando a parlare di Venezia, fa discutere anche la proposta di istituire la figura del sindaco della notte, una figura per andare a contrastare microcriminalità e degrado. In Italia al momento l'unica città ad avere appunto il sindaco della notte è Trento. Il sindaco della notte per gestire bivacchi, episodi di aggressioni, schiamazzi e contro la movida selvaggia. È la proposta che a sorpresa arriva dal PD, dal consigliere comunale di opposizione Paolo Ticozzi per l'esattezza. L'idea su quanto già avviene in molti capitali europee e non soltanto, e che potrebbe essere traslata anche a Venezia. Per questo ho proposto, come avviene in altre importanti città mondiali, tra cui New York, Londra e Amsterdam, l'istituzione della figura del sindaco della notte, una figura che si possa occupare a 360 gradi della notte, creando ad esempio dei tavoli di mediazione a cui possa partecipare chi vive, fa vivere la notte, chi ci lavora, ma anche chi la subisce in qualche modo. Progetto che guarda oltre la semplice rimozione di panchine e quant'altro, coinvolgendo, oltre alla cittadinanza, anche gli operatori e le associazioni di categoria nella ridefinizione degli spazi urbani, l'economia della vita notturna e, non ultimo, il tema della salute pubblica. È importante strutturare dei servizi innovativi per quanto riguarda la notte, sia per quanto riguarda la mobilità, sia per quanto riguarda un approccio di gestione anche dal punto di vista sociale. L'idea del primo cittadino che entra in azione al calar della notte per mettere in risalto ed evidenziare le potenzialità della città piuttosto che i problemi di gestione, al fine di assicurarne anche la sua sicurezza. Da qui la proposta nella proposta a sindaco e maggioranza tutta. Perché non pensare di affidare questo incarico a qualche esponente dell'opposizione? E insomma, avete sentito, ricollegandoci al servizio di prima, che se diminuisce il numero di residenti a Venezia è in crescita costante quello dei turisti che scelgono di far visita non solo al Lido ma anche e soprattutto alla città. Alberghi completamente sold out, gli hotel devono però fare i conti con l'aumento dei costi. Dal 31 agosto al 10 settembre a Venezia non si trova quasi più posto negli hotel e il Lido è già sold out da mesi. La 79esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, diretta da Alberto Barbera, e la Biennale fanno da traino al rilancio della città. Dopo 2 anni e mezzo di totale assenza del turismo nella città siamo ripartiti. Dopo gli anni record del 2018 e del 2019 che si è prematuramente concluso con l'acqua alta del 12 novembre e il Covid del 20 e 21, siamo tornati davvero a quelli che erano i numeri del pre-pandemia. Siamo ottimisti, da quelli che sono stati gli eventi del Salone Nautico, il Carnevale, l'apertura della Biennale e anche la Mostra del Cinema ci sta già dando dei numeri importanti per quanto riguarda in modo particolare il Lido, ma anche la città storica. Anche a Mestre, dalla primavera e nella terraferma veneziana, i dati, seppur non paragonabili con il centro storico, sono buoni.
È ripartita anche Mestre, siamo ormai a livelli di quasi massima occupazione delle nostre strutture. Sono aumentati molti costi, quello sì, perché purtroppo quello che vediamo tutti quanti, dalla pompa della benzina a tutti i prodotti e le materie prime, sono aumentati tanto, di oltre il 40%. Quindi sì, siamo dei numeri di fatturato importanti, ma la redditività delle nostre strutture non è la stessa del 2018 e del 2019. L'Associazione Veneziana Albergatori, dalle parole del suo vice direttore Daniele Minotto, commenta positivamente anche il passaggio di proprietà dell'Hotel Excelsior e un possibile recupero ad uso alberghiero del Grand Hotel de Ben al Lido di Venezia, chiuso inopinatamente dal 2009 e ferita ancora aperta nel cuore del lungomare Marconi. Apprendiamo con estremo interesse quello che è il recupero del Grand Hotel de Ben, del Lido e dell'Excelsior. Sono due punti di riferimento della città, in modo particolare del Lido, che è giusto che abbia una sua identità, una sua collocazione precisa in un mercato di altissimo livello. È importante che sia l'inizio di una progettualità legata anche alle altre strutture come l'aeroporto dei Nicelli, il Casinò, e quindi tornare ad avere una sua piena autonomia e identità come destinazione legata alla città, non solo come comprimaria della città storica. Quindi davvero siamo felici che sia stata presa questa decisione e che ci sia questa opportunità. Rientriamo in studio prima di lanciare il break pubblicitario e di permettere l'arrivo del nostro ospite. Avremo qui con noi fra poco il sindaco di Cartigliano, Germano Racchella, per parlare non solo di questioni legate proprio alle infrastrutture e a novità che riguardano il suo comune, ma il comune vicino a Cartigliano, Nove, sappiamo che è stato commissariato, quindi coinvolgeremo il primo cittadino di Cartigliano anche in tematiche che riguardano la politica locale, quindi le difficoltà delle amministrazioni comunali in un contesto sicuramente difficile, legato anche a siccità, rincari dei costi e quant'altro. Quindi fra poco ci raggiungerà nei nostri studi Germano Racchella. Detto questo, prima di lanciare la pubblicità diamo anche un'occhiata ai dati Covid, li leggo velocemente dall'ANSA perché arrivano notizie in parte incoraggianti. Deflette anche oggi la curva dei nuovi positivi Covid in Veneto. Nelle ultime 24 ore il delta dei positivi fa segnare un più 3.204, ieri erano stati 3.245, il calo è lieve ma comunque la curva è in discesa. Purtroppo dobbiamo segnalare il decesso di 11 persone. Il totale delle infezioni dall'inizio della pandemia raggiunge i 2.148.284, quello delle vittime oltre 15.000, sono 15.211. Gli attuali positivi in regione scendono di quasi 3.000 in meno rispetto alle ultime 24 ore perché ad oggi positivi in Veneto si segnalano 61.850 persone. Piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo con il nostro ospite, con i nostri collegamenti e tante altre notizie dal territorio. A fra poco. Sono da poco passate le 12:40, ben ritornati in diretta con Focus TG. Come promesso ci ha raggiunto il nostro ospite Germano Racchella, sindaco di Cartigliano. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti voi. Sindaco, lo abbiamo annunciato in diretta proprio nei giorni scorsi a Focus TG, il terremoto politico che ha investito un comune che lei conosce molto bene perché insomma confina con Cartigliano, quello di Nove, decaduta la prima cittadina Raffaella Campagnolo dopo le dimissioni di 7 consiglieri e in precedenza anche di 2 amministratori e del vice sindaco. Dicevamo comune commissariato. Allora guardiamo insieme il prossimo servizio e poi le chiedo cosa significa per un comune vedersi così interrompere la programmazione, l'attività eccetera con l'arrivo di un commissario. Ma prima il servizio, vediamo.
È già al lavoro in quello che sarà il suo ufficio per alcuni mesi Renata Carletti, viceprefetto vicario di Vicenza e da pochi giorni commissario del comune di Nove, dopo la caduta degli organi elettivi per le dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali. Oggi mi sono insediata come commissario prefettizio e ho conosciuto i dipendenti che sono presenti. Il comune comunque mi è apparso ben strutturato e io posso dire che garantirò questo traghettamento del comune fino alle prossime elezioni, aprirò al ricevimento del pubblico e quindi nei prossimi giorni insomma comunicherò quelle che possono essere le date o quant'altro. Sindaco, giunta e consiglio sono al momento sospesi. Per lo scioglimento definitivo serve un apposito decreto del Presidente della Repubblica. Il commissario Carletti fino alle elezioni assumerà poteri e funzioni di tutti gli organi elettivi, con una rassicurazione per i cittadini. Posso dire che in tutte le esperienze che ho avuto anche nei comuni precedenti i cittadini non sono mai stati abbandonati, non si devono sentire abbandonati. Al commissario Carletti toccheranno atti fondamentali come l'approvazione del bilancio e il completamento di progetti già in fase avanzata. Io porterò avanti tutte quelle che sono le iniziative, comunque tutte quelle che sono i progetti piuttosto che cercherò secondo criteri che poi possono essere sicuramente di legalità, di buon andamento dell'amministrazione, di equilibrio, insomma di portare avanti l'amministrazione. Sindaco Rachella, in genere non si guarda in casa dei vicini, però insomma quello che è successo a Nove in questo momento come lo giudica, come lo valuta? Beh, innanzitutto non si giudica mai bene una caduta di un primo cittadino, di un sindaco, di un'amministrazione, anche perché chi si presta ad amministrare un paese fa un grande atto d'amore verso proprio il proprio paese stesso, scusatemi la ripetizione. Beh, Nove è stata sfortunata, che naturalmente non entro in merito del perché, il come, le motivazioni per cui hanno fatto cadere il sindaco Raffaella Campagnolo. Anche perché naturalmente ognuno, come diceva poc'anzi lei, non è casa mia e non si conoscono bene le dinamiche all'interno di una coalizione, di una maggioranza. Dispiace perché anche se sono stati fortunati che ho avuto il piacere di conoscere il commissario Carletti, è una brava persona, è una che sa fare il commissario, è già una fortuna questo. D'altronde in questo momento, quando ci sono tantissime opportunità anche col PNRR, dove un'amministrazione dovrebbe fare delle scelte, il commissario porta avanti quello che è stato deciso, porta avanti l'ordinaria e anche la straordinaria amministrazione, ma di solito di norma, o meglio, non decide su scelte che possono cambiare la vita di un paese o di progetti che possono cambiare la faccia di un paese. Dunque è un peccato, dispiace. Io ho chiamato anche la Raffaella Campagnolo dicendogli un grosso in bocca al lupo per il proprio futuro. Non gli ho chiesto le motivazioni, quello che so lo so tramite voi, tramite la stampa. Giustamente ci vuole la massima discrezione, soprattutto in questo momento, nel giudicare o nel famoso dire io avrei fatto, io avrei detto o io avrei potuto dire. Dunque, assolutamente. Di tutto questo dispiace, per me il terzo mandato da sindaco, è un'esperienza meravigliosa, non lo definisco un fallimento, ma sarebbe una disgrazia per me se mi succedesse questo, per l'amore proprio che provo per il mio paese, per il mio comune, per l'impegno che in questi 13 anni ci sto mettendo. Sindaco, lei ha fatto accenno proprio al discorso dei fondi del PNRR. Chiaramente questa situazione politica precaria a Nove può andare a inficiare e influenzare anche la crescita e la realizzazione di alcune opere, di alcuni progetti. Per quello che riguarda invece, guardiamo in casa sua dove sicuramente insomma, può sbilanciarsi un po' di più, per quello che riguarda Cartigliano e progetti legati al PNRR, quali sono, come stanno andando le cose, perché il Comune negli ultimi anni ha fatto segnare una crescita importante.
Sì, non solo Cartigliano ma anche tutti i comuni limitrofi che che hanno creduto e impegnato nel fare progetti in vista del PNRR. Noi nel 2021 abbiamo investito ben 70.000 euro di nuove progettazioni e si stanno vedendo i risultati. Cartigliano nei prossimi mesi cambierà veramente faccia come paese, anche perché abbiamo preso contributi per la scuola, che oltre ad aver inaugurato la scuola media, ora è in fase la nuova costruzione dell'asilo nido, che dovrebbe terminare per fine anno, e poi speriamo appunto nel contributo con il PNRR per la scuola materna, ben 1.400.000 euro. Nel frattempo abbiamo ottenuto dei contributi per via Pio X, quasi 300.000 euro, che partiranno a giorni i lavori. Siamo in ritardo di 1 mese e mezzo, ma visto che abbiamo preso un accordo con ETRA di rifare anche tutti i sottoservizi per rompere la strada una volta soltanto, naturalmente, visto che ci sono anche le tubature vecchie perché sono ancora in cemento amianto, è dunque meglio sostituire la rete anche del metano, dell'illuminazione pubblica e quant'altro. Dopodiché passeremo a rifare Viale Cappello, anche qui abbiamo preso un contributo, se non sbaglio, se non vado a memoria, perché ho passato un bel periodo di contributi, mi sembra sui 100.000 euro, e questi lavori inizieranno a fine anno e poi inizia il lavoro che si esordisce un mio sogno che da sindaco ho sempre avuto, che è quello del rifacimento di Piazza Concordia. Ecco, a proposito, sindaco, chiedo alla regia di agevolarci, di mandarci in onda, perché abbiamo proprio le immagini di come, ecco, intanto possiamo parlare lasciando un po' le immagini di come andrà a prendere forma, diciamo, il nuovo progetto, la nuova anima di Cartigliano, il nuovo cuore di Cartigliano, la nuova piazza. Diceva. Abbiamo cercato, innanzitutto devo premettere che essendo all'interno di un complesso monumentale, quello di Villa Morosini Cappello, abbiamo avuto forti vincoli dalla sovrintendenza, ma lo studio che ha vinto la gara, che è lo studio KK di La Spezia, ci ha fatto delle proposte che da subito ci sono piaciute, anche perché la nostra richiesta era quella di creare una piazza dove la gente si possa incontrare, dove Cartigliano deve essere quella Cartigliano del prima della ristrutturazione di Villa Morosini Cappello, dove la vita era proprio nel centro del paese, nella piazza. Villa Cappello naturalmente rimarrà sempre un punto forte degli eventi del nostro paese, ma mi auguro che anche Piazza Concordia ritorni ad essere un punto forte di associazionismo tra noi cittadini. Una bella novità che vedo adesso che passano le immagini finalmente avremo anche noi la colonna con il leone di San Marco che mancava, ma d'altronde i Morosini facevano parte della Serenissima Repubblica, dunque merita che ci fosse anche il leone di San Marco. Il contesto è opportuno. Sindaco, le chiedo, lei ha parlato prima del suo amore nei confronti del paese. Guardando quelle immagini, insomma, è un progetto che veramente segna un'epoca, segna, diciamo, una ripartenza in tutti i sensi. Che cosa si prova a guardare la Cartigliano del futuro? La prima volta che l'ho visto, che me l'hanno presentato, non nego che mi sono emozionato. Anche perché, ripeto, era da sindaco rifare la piazza del proprio paese è una firma indelebile che rimane nella storia del paese. È una firma rischiosa perché quando si fa una piazza c'è sempre il 50% che sono d'accordo e il 50% che avrebbero fatto qualcosa di diverso. Ed è proprio per questo che 2 mesi fa abbiamo presentato tutti i progetti più importanti presso il cinema Pio X e abbiamo chiesto ai cittadini di dare una loro valutazione su 2 ipotesi di piazza. 2 ipotesi che sono similari ma sotto sono fondamentali, perché c'era la problematica del passaggio della strada che taglia Piazza Concordia. È stata scelta la soluzione che avete visto poc'anzi, la soluzione B, ed ora pian piano da gennaio, una volta terminato Viale Cappello e via Pio X, partiranno i lavori e finalmente il sogno diventerà
realtà, con la speranza di terminarli al più presto, anche perché in piazza dobbiamo anche là cambiare tutti i sottoservizi che sono datati, insomma, dunque ne approfittiamo per fare le migliorie che necessitano. E insomma abbiamo ascoltato anche dalle parole del sindaco Germano Rachella tante risorse portate in questi anni a Cartigliano con progetti concreti, ma adesso Cartigliano, come tutto il Veneto, come tutto il nostro territorio, sta vivendo un momento particolare legato alla siccità. Quali sono i problemi, gli inconvenienti? Cartigliano ha la fortuna, insomma, di essere vicino al fiume, vicino al Brenta, ma qual è la situazione nel suo comune? Allora, più che problema di siccità ad oggi nel mio comune ho il problema dell'energia, perché vi faccio un esempio: noi nel 2021 di energia pubblica abbiamo speso 75.000 euro, a giugno di quest'anno siamo già arrivati a 90.000 euro, dunque la previsione è di chiudere il 2022 con ben 180.000 euro di spesa per l'illuminazione pubblica. Preventivamente avevamo messo in bilancio 120.000 euro, però non pensavamo che ci fosse stato un rincaro così forte. E dunque inizieremo anche noi tra breve a spegnere tutti i lampioni del paese a mezzanotte per cercare di un risparmio, anche perché tra un po' iniziano anche le scuole e dunque stiamo andando verso l'autunno, poi l'inverno, dunque ci saranno anche costi di riscaldamento e quant'altro, dunque dobbiamo stare molto attenti. Per quanto riguarda la siccità, da dati Istat, il problema non è soltanto che non piove, che manca la pioggia, ma sono anche le dispersioni che abbiamo nelle reti idriche. Certo. Ben il 46% delle reti idriche hanno delle dispersioni. Dunque anche con ETRA, tutto noi, il territorio, dobbiamo fare un'analisi e verificare quali sono queste criticità e risolverle al più presto. Come amministrazione, come tutti gli altri comuni, abbiamo fatto un'ordinanza nel vietare il lavaggio dell'auto o piuttosto di sprecare l'acqua, e dando l'opportunità di abbeverare l'orto o il giardino dalle 11 di sera fino alle 6 di mattina. Sindaco, in chiusura, prima di lasciarla e di salutarla, ha detto ordinanza per spegnere i lampioni a mezzanotte, ma di certo, insomma, lampioni accesi perché ha brillato la notte di Cartigliano nei giorni scorsi, giorni contraddistinti dalla sagra. È un segnale importante perché diciamo la sagra paesana è andata molto bene, anche questo è un segnale di ritorno alla socialità e di ripartenza. Sì, dopo i 10 giorni anche di grandi eventi che abbiamo fatto a luglio, la sagra ci ha dato una soddisfazione impressionante. Non ho mai visto a Cartigliano tanta gente come questo weekend, ma soprattutto tantissimi giovani, e mi congratulo con chi ha avuto ad esempio l'idea, Manuel Canton, che ha proposto la serata giovani. C'erano giovani da tutte le parti del territorio, e poi un grandioso ringraziamento lo dobbiamo dare alla Proloco di Cartigliano. Sono di volontari che hanno una forza impressionante, hanno fatto un lavoro straordinario, e permettetemi di ringraziare anche tutte le forze dell'ordine, il Tirosegno Nazionale di Bassano del Grappa e le altre associazioni che hanno fatto una mostra di sport, passione e storia presso il Villa Morosini Cappello. Sono stati 4 giorni di cultura, sono stati 4 giorni di socializzazione, sono stati 4 giorni dello stare assieme in una location magnifica come Villa Morosini Cappello. Sindaco, noi la ringraziamo per essere stato in nostra compagnia, per averci raccontato anche dei progetti, del presente e del futuro di un paese come quello che lei amministra, Cartigliano. Grazie Sindaco, ci rivediamo sicuramente, insomma, prossimamente per fare il punto della situazione. Intanto buona giornata al Sindaco Germano Rachella. Grazie a tutti voi, buona giornata.
E noi adesso con il primo cittadino Germano Rachella abbiamo appunto toccato l'argomento del rincaro dei costi delle bollette e dell'energia. Noi ci spostiamo a Padova, dove vedo collegata con noi in diretta la nostra collega Chiara Gaiani. Anche in questo caso parliamo di rincari, parliamo di bollette, parliamo anche di una situazione che sicuramente non è facile per nessuno, a partire dagli esercenti. Buongiorno Chiara, a te la linea. Buongiorno Alex, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo per la precisione a Carceri, siamo nella Bassa Padovana all'interno dell'ufficio dell'azienda agricola di Michele Barbetta, che è anche presidente di Confagricoltura Padova e che ringraziamo per la sua disponibilità e per averci ospitato. Michele Barbetta è titolare di un'azienda avicola importante, 280.000 gli animali che sono all'interno della sua azienda. Ovviamente non abbiamo potuto fare il collegamento all'interno perché ci sono delle norme molto precise igienico e sanitarie da rispettare, quindi ci ospita all'interno del suo ufficio, ma vi faremo poi vedere le immagini nei servizi che confezioneremo per questa sera. Lo hai detto anche tu Alex, i rincari dell'energia che se insomma si portano all'interno di una situazione aziendale, soprattutto all'interno di un'attività come quella di Michele Barbetta, che è un'attività energivora, diventano davvero macroscopici. Ecco, vi faccio solo vedere, grazie al collega Cristian Rocheiende, due bollette dell'energia elettrica. La prima si riferisce a, guardiamo, quella di luglio 2021, 14.859 euro, quindi un anno fa. Quest'anno siamo arrivati a un prezzo che è davvero, insomma, una volta che lo vedi ti fa impressione solo a leggerlo, 39.195 euro. Ecco, qual è stata, Michele Barbetta, la prima sensazione quando ha visto queste bollette? Premetto che nel 2010 Michele Barbetta, da imprenditore di un'azienda energivora, aveva anche coperto la sua azienda con i pannelli fotovoltaici, quindi voi siete in grado anche per una parte della giornata di essere di fatto autosufficienti. Buongiorno a tutti, intanto conduco questa azienda insieme ai miei due figli Filippo e Francesca. Sì, noi nel 2010 abbiamo visto che i consumi energetici erano importanti, avevamo pensato di fare un impianto fotovoltaico da 999 kW e tutto su tetto, quindi senza sprecare terreno agricolo sul suolo, e abbiamo installato questi pannelli. È stato, direi, un investimento azzeccato, siamo rientrati nel secondo conto energia proposto dal GSE allora, e da allora abbiamo quasi sempre prodotto circa o un po' più o un po' meno, ma 1 milione di kilowattora all'anno. Di questo 1 milione di kilowattora circa 500.450 vengono assorbiti direttamente dall'azienda, gli altri vengono acquistati perché logicamente il fotovoltaico produce energia elettrica come oggi che abbiamo il sole, ma di notte o in giorni non soleggiati non produce o non produce a sufficienza, per cui abbiamo un contratto scambio sul posto con il GSE che ci permette, quando non siamo autosufficienti, di comprare energia elettrica dalla rete. Nel mese di luglio, ahimè, sapevamo che i prezzi dell'energia elettrica erano in forte aumento, ma mai avremmo pensato così tanto, perché sono di fatto triplicati nel giro di 12 mesi, e questo sta creando dei seri problemi, ma non solo alla mia azienda, ma a tutte le aziende del settore, e non solo, perché un'azienda che aveva previsto nei propri flussi di cassa una certa spesa si trova una spesa decuplicata, se non di più, voglio dire, mette in estrema difficoltà. Poi non stiamo parlando di 1.000 euro, ma stiamo parlando di cifre ben più importanti. Anche perché c'è un grosso divario tra il prezzo con cui voi pagate l'energia che acquistate e il prezzo con cui il GSE, adesso Michele Barbetta ci fa vedere, ha fatto proprio un conto con la calcolatrice alla mano, il prezzo con cui questa energia viene venduta. È davvero una situazione paradossale. Come potete ben vedere, questo documento me l'ha fornito l'ufficio. Noi nel mese di luglio abbiamo acquistato 307.000 kWh di energia, 72.000 kWh di energia elettrica, che ci sono costati quei 39.000 euro che abbiamo poc'anzi visti, e abbiamo immesso in rete, cioè venduto al GSE, 66.000, quindi poco meno di quella che abbiamo
acquistato. La differenza è che per quello che ho acquistato, come ho detto, abbiamo speso o spenderemo 39.000 euro di energia elettrica, di questi 66.000 euro ricaveremo 3.841 euro, perché ci verranno pagati 0,058 centesimi al kilowattora. Io trovo questa una cosa assurda. E questo per una stortura legata all'ultimo decreto sostegni. Il governo ha emanato questo decreto sostegni, tecnicamente denominato TER, a gennaio 22, il quale prevede che da febbraio 22 a dicembre 22, ma sembra anche che sarà prorogato in futuro, le aziende che avevano impianti fotovoltaici che rientravano già nei sostegni, come si chiama? Avevano già percepito dei bonus. Percepito dei sostegni. Non verrà più pagata l'energia elettrica a prezzo di mercato come invece avveniva prima, ma ci sarà pagata a 0,058. Ecco, su tutto questo davvero il nuovo governo deve intervenire, non si riesce a far quadrare i conti se stanno così le cose, soprattutto ci spiegava nel settore primario che è ancora più in difficoltà rispetto ad altri. Purtroppo il settore primario, a differenza, non lo so, io leggo nei giornali che il tessile, il metallurgico riescono comunque a chiudere in bonus i loro bilanci, seppur con margini ridotti, ma comunque in positivo, perché evidentemente riescono a trasferire nel prodotto finito i maggiori costi. Noi nel settore primario purtroppo per una serie di vincoli non riusciamo a farlo. Ricordo un esempio per tutte, le fragole che qualche mese fa al produttore venivano pagate 1,80 euro, al supermercato le abbiamo trovate a 10 euro al chilo. Il latte che alla stalla veniva pagato fino a pochi mesi fa 40 centesimi, oggi fortunatamente sono arrivati a superare i 50-55 centesimi, però la grande distribuzione li troviamo a 2 euro e questo vale per tutti i prodotti primari e questo purtroppo sconta sbagli che nelle generazioni, nei tempi sono stati fatti e forse anche il troppo individualismo delle aziende agricole, la troppa frammentarizzazione delle aziende agricole, fatto sta che il settore primario non riesce ad avere quella competitività o quella forza in mano da confrontarsi con la grande distribuzione. Ecco Alex, il quadro che ci è stato delineato è davvero importante, su questo quadro è davvero urgente intervenire, non so se tu hai altre domande da studio. Vorrei solo coinvolgere te in primis in una domanda per cercare un attimo di fare il punto della situazione. Noi ieri proprio in diretta con te abbiamo ascoltato le parole del titolare di una pasticceria, di un locale a Padova che denunciava lo stesso forte disagio, lo stesso aumento dei costi sproporzionati per quello che riguarda le bollette. Adesso con il tuo ospite ci hai fornito un altro spaccato importante. Ecco, la realtà economica della zona quanto ne sta risentendo? Cioè anche a microfoni spenti con i tuoi ospiti, che aria si respira? C'è scoramento, c'è voglia di comunque tenere la barra dritta? Insomma, l'imprenditoria veneta, indipendentemente dalla categoria, alla fine, secondo te, a percezione tua, che stato d'animo, che momento sta vivendo? Ma l'imprenditoria veneta per fortuna è quella che ha reso la nostra regione così grande, che continua a cercare delle soluzioni. Poi rivolgerò questa tua domanda su qual è lo stato d'animo dell'imprenditore veneto in questo momento storico così difficile che stiamo affrontando. Lei ha detto che è titolare di questa azienda con i 2 figli, ovviamente c'è stato un importante investimento, anche già nei tempi passati si continua a pensare, si continua a cercare soluzioni. L'imprenditore non vuole mollare o sto sbagliando, Michele Barbetta? Io credo che un imprenditore, se si definisce tale, deve sempre guardare avanti e cercare di crescere e di performare la sua attività. Sicuramente io credo che ci vuole una giusta consapevolezza. Noi facciamo parte del settore primario e credo debba essere fatta un distinguo
tra gli altri settori, seppure tutti fondamentali e tutti importanti. Però un conto se parliamo di una maglietta, di una vite, di un bullone, che possiamo farlo in tante parti del mondo e basta dare dei capitolati tecnici. Quando si parla di produrre del cibo, degli alimenti che assumiamo noi, che assumono i nostri componenti della famiglia, i nostri figli, ci vuole estrema cautela e estrema attenzione, e in questo caso l'Italia forse è il paese al mondo che più ha questo tipo di attenzione sugli alimenti prodotti. Però facciamo anche parte di una grande famiglia, in questo caso l'Unione Europea, e l'Unione Europea molte volte detta delle regole che a volte trovo discutibili. Una per tutte, voglio dire, noi nel tempo siamo passati da un 10% a un 5% di terreni incolti. Noi non potevamo coltivare tutti i nostri terreni quando siamo deficitari di derrate alimentari. Voglio dire, noi importiamo il 55% del mais, mentre 12-13 anni fa, voglio ricordare, eravamo autosufficienti nella produzione di mais. Lo zucchero, stendiamo un velo pietoso, facciamo una minimissima parte, quanto una volta facevamo molto, era un settore dove producevamo molto. La soia produciamo solamente il 20%, l'80% lo acquistiamo, e così per tanti altri settori. Non riesco a capire la logica di lasciare dei terreni incolti, non coltivati, quando potrebbero produrre. Quest'anno la comunità ha dato una deroga e ci ha permesso di coltivare, però diciamo che le cose da migliorare sarebbero tanti su molti aspetti. Sicuramente l'agricoltura può dare una grossa mano per quanto riguarda le rinnovabili e dare un grosso contributo al settore ambientale in molteplici aspetti, primo fra tutto proprio quello energetico. Però abbiamo bisogno di chiarezza, in molti casi abbiamo la consapevolezza che manca la serietà giuridica nel momento in cui si fanno investimenti. E in questi campi gli investimenti sono importanti. Ricordo che quando abbiamo installato nel 2010 il megawatt di fotovoltaico, l'azienda ha fatto un mutuo di 3,5 milioni di euro, per cui oggi costa molto meno, però voglio dire, si parla sempre comunque di investimenti di milioni e ci vuole una certezza nel diritto, cosa che questo, mi permetto di dire, in Italia non abbiamo. Con il conto energia, dopo 2 anni che avevamo fatto un contratto con il GSE, lo Stato è intervenuto, il GSE è intervenuto e unilateralmente ha rescisso quel contratto e ci ha dato il 10% in meno. Oggi dell'energia elettrica che io stavo vendendo, un nuovo decreto che è stato fatto mi dice no, non ti diamo più il valore dell'energia, ti diamo quello che decidiamo noi. Cioè, queste cose io le trovo assurde e un imprenditore non può far fronte ad investimenti se non ha ben chiaro il quadro economico. Ed è proprio questo su cui secondo me gli imprenditori chiedono al nuovo governo. L'orizzonte deve essere definito, la strada deve essere segnata, i cambi in corso sono assolutamente inaccettabili. Possiamo proprio usare questo termine, se me lo permette. Certo, a 360 gradi. Oggi troviamo che lo Stato, il GSE o chi per esso hanno messo in funzione centrali elettriche a carbone, quindi con forti problemi di inquinamento, quando potrebbero comunque attivare molti canali di produzione di energia assolutamente sostenibile con l'eolico, con il fotovoltaico. Però ci vuole chiarezza, ci vogliono cose certe. Il PNRR, se ne parla tanto, e dovrebbero partire il fotovoltaico sui tetti del PNR, dove sono stati stanziati 1.500.000 euro, che sono una montagna di soldi per fare questo tipo di investimento, però non sappiamo ancora esattamente come funzionerà e le domande partiranno, ci dicono, fra 20 giorni. Quindi non è per qualsiasi imprenditore, mediocre che sia, ma non può pensare di fare investimenti se non ha ben chiaro il flusso economico che genereranno questi investimenti. Chiara, ecco, io direi spunti. Alex, che ringrazio e congedo. Assolutamente, tanti spunti interessanti, tanti spunti di riflessione. Noi ringraziamo te, ringraziamo il tuo ospite e Cristian Roca Allende per questo collegamento. Buon lavoro alla nostra collega Chiara Gaiani, grazie ancora. Noi rientriamo in studio per lanciare l'ultimo break pubblicitario e poi spazio per altre notizie, altri aggiornamenti. A fra poco.
Ultimo blocco del nostro Focus TG, un quarto d'ora prima di darci poi appuntamento a domani, ma c'è tempo per continuare a parlare di tematiche legate all'attualità e al rincaro dei costi, dei prezzi, alle difficoltà che stanno affrontando le famiglie. Noi adesso ci spostiamo nel Vicentino perché si segnala un vero e proprio salasso sul carrello della spesa. In un anno i prezzi al consumo sono aumentati dell'8,6%. Bevande analcoliche, succhi di frutta, acqua sul podio dei rincari nel carrello della spesa. Un salasso per il portafoglio dei vicentini, come rilevano i dati dell'ufficio statistica del comune relativi al mese di luglio. Prezzi dei beni alimentari che in generale continuano a salire di mese in mese, con una variazione annuale arrivata al più 10,8%, dove spicca la variazione di un più 8,7% relativa a bevande e verdura. Alimentari? Ecco, in primis negli alimenti. Sì. Ma sono cambiati dove? Frutta, verdura? In generale tutto. Sono cambiati i vostri stili di vita? Più o meno, eravamo a risparmio anche prima, per cui non è cambiato moltissimo. Supermercati più economici ovviamente e la frutta e la verdura dai contadini. Sappiamo quello che mangiamo e si paga molto meno che al supermercato. La carta igienica che non sembra, oppure anche qualsiasi tipo di carte. Non si parla di verdure, di frutta e pasta, il riso. Il riso è aumentato in una maniera strepitosa. Ad incidere sul costo della vita restano le voci relative ad abitazioni, elettricità, combustibili, il cui aumento in un anno è quasi del 25%. Dato mensile in maggiore diminuzione è quello del gas. Dappertutto è aumentato. No. Io ogni mese ho una bolletta, non riesco a capire. Variazione mensile al rialzo per la voce trasporti, così come rincarano anche i servizi ricettivi e di ristorazione, in cui il dato in maggiore aumento mensile è quello relativo alla voce servizi di alloggio, rincari in generale che portano i vicentini a tirare la cinghia. Guardiamo di più perché noi siamo pensionati e naturalmente quello ci arriva in tasca. Sì, dobbiamo in qualche maniera fare sì che i soldi ci devono per forza bastare. E sto molto attenta a confrontare i prezzi, per me sono quelli di frutta e verdura. E dove va a comprare? Beh, generalmente vado nei negozi molto grandi di frutta e verdura dove ci sono offerte. Un luglio in cui i prezzi al consumo per i vicentini hanno pesato dell'8,6% in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Parliamo adesso di sanità perché la piaga, il problema, la carenza dei medici di base rischia veramente di diventare drammatica in diverse aree, una su tutte l'ULSS 7. Troppi pazienti per i medici di base che sono sempre meno e così la sanità anche nell'area dell'ULSS 7 si allontana sempre di più dai cittadini che si trovano smarriti di fronte a carenze, disorganizzazione di servizi. È un grande problema che riguarda la carenza di medici di base e i medici di base sono fondamentali per garantire quella prima cura ai cittadini, per non intasare gli ospedali. La situazione si fa addirittura drammatica per gli anziani che si vedono di punto in bianco cambiare un punto di riferimento fondamentale qual è il medico di base e che si trovano a dover percorrere a volte troppi chilometri anche in aree in cui gli spostamenti non sono sempre agevoli. So che cosa vuol dire, soprattutto per gli anziani, so che cosa vuol dire quando non si trova un medico che possa fare una visita o che possa fare una ricetta, soprattutto in un periodo così difficile come questo. Purtroppo è colpa della mancata programmazione della Regione. Il medico di base era ed è un anello fondamentale nella catena sanitaria del territorio dell'ULSS 7 e se viene a mancare questo anello la faccenda si fa davvero complicata. Senza la medicina del territorio, cioè senza quell'integrazione tra sanità e sociale, in medicina territoriale non si può garantire una parità di diritti ai cittadini. I problemi sono sotto gli occhi di tutti, anche se c'è chi vorrebbe nascondere la polvere sotto il tappeto. E purtroppo invece vediamo che i problemi sono tutti sul tappeto. Qualcuno tenta di nasconderli, ma guardate che quando si parla di sanità, di bisogni dei cittadini, i cittadini devono essere tutti uguali e la pensano tutti allo stesso modo quando vengono meno questi diritti.
che siano di destra, che siano della Lega, che siano di sinistra. È un bisogno primario che va salvaguardato. Ne sanno qualcosa le migliaia di persone che hanno firmato la petizione per una sanità diversa, per un San Bassiano come era una volta. Cittadini che non hanno scelto un simbolo o una bandiera di partito, ma che guardano solo a una bandiera, quella del territorio. A proposito, che fine hanno fatto le firme portate all'U7? E a proposito di medici di base, a proposito di sanità nell'ULSS 7, l'azienda ospedaliera, in riferimento a un servizio mandato in onda nel TG Bassano di ieri, ci ha risposto. Era un servizio in cui un cittadino, un 86enne di Marostica, denunciava il fatto di essere stato ricusato dal proprio medico di base perché venuto meno il rapporto di fiducia. Il paziente in questione ha chiesto spiegazioni, l'ULSS ha risposto questa mattina con un comunicato, lo leggiamo testualmente. Il signor Scuro, ovvero colui che ha fatto la segnalazione, era stato avvisato per tempo della necessità di doversi cercare un nuovo medico e in caso di difficoltà gli era stato fornito anche il contatto delle cure primarie del distretto 1 per un'eventuale assistenza nella procedura. Sempre nel comunicato va letto che l'azienda sociosanitaria non può in alcun modo obbligare un medico di medicina generale a prendere in carico un paziente che ha ricusato per il venir meno del reciproco rapporto di fiducia. Al fine di agevolare la persona nell'approvvigionamento dei farmaci in via temporanea, gli sono stati consegnati una tantum tramite la farmacia ospedaliera di Bassano. Una precisazione, quindi una risposta che è arrivata dall'ULSS, risposte che arrivano dopo le segnalazioni che tantissimi cittadini quotidianamente fanno e quotidianamente presentano alla nostra redazione, nelle nostre sedi giornalistiche, questo a testimonianza di un momento di grande difficoltà per quello che riguarda la situazione legata alla sanità. Detto questo, noi continuiamo con il nostro TG, continuiamo a parlare di una tematica in parte legata alla sanità. A ridosso dell'inizio dell'anno scolastico gli istituti sono al lavoro. A Borgoricco il dirigente scolastico ha chiesto ai bidelli di gettare nella spazzatura le mascherine fornite dalla struttura commissariale e mai volute dagli studenti e dalle famiglie. Ad agosto 2022 la nostra memoria, talvolta breve, ci impedisce di ricordare come avevamo trascorso l'estate 2021 con le vaccinazioni anti-Covid per i ragazzi dai 12 anni iniziate da poco e l'avvio di un anno scolastico con l'obbligo di mascherine in classe. Dalla struttura commissariale alle scuole per tutto lo scorso anno sono state fornite queste mascherine chirurgiche, da subito al centro di numerose polemiche. A Borgoricco il dirigente dell'istituto comprensivo non ha mai obbligato studenti e docenti a ritirarle, con il risultato che si sono accumulate confezioni e confezioni di mascherine che occupano spazio che a ridosso di settembre adesso serve. Per questo, con un lavoro certosino di differenziazione, nei magazzini le mascherine sono finite in sacchi pronti per essere smaltiti, portati dai collaboratori scolastici nei cassonetti davanti alla scuola. I sacchi, 15, sono stati notati da un cittadino che ha avvisato il comune che altro non ha fatto che riconsegnarli alla scuola per il corretto smaltimento. Raggiunto al telefono il dirigente scolastico, che nei prossimi giorni incontrerà l'amministrazione comunale per dare conto di quanto accaduto, spiega: io sono qui per i ragazzi, sono loro il mio primo obiettivo. Queste mascherine non le voleva nessuno, la nostra scuola era invasa e non ho avuto alternativa. Parliamo adesso del distretto dell'occhialeria nel Bellunese in base alle elaborazioni del centro studi Intesa San Paolo sui bilanci aziendali di un campione di 119 imprese del distretto bellunese. Nel 2020, anno della pandemia, il fatturato del comparto si è
attestato a poco sopra 5 miliardi di euro. Tutti gli altri dettagli di appunto un comparto che vede nel bellunese la propria anima produttiva nel prossimo servizio. Giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026 al vaglio di chi fa economia come la Camera di Commercio. La manifestazione dei Cinque Cerchi si svolgerà infatti in un territorio caratterizzato dalla filiera dello sport che unisce le province di Treviso e Belluno con il distretto dell'occhialeria e dello sport system. Nel bellunese si praticano gli sport di montagna, dove vanno sottolineati 60 milioni di fatturato generati dalle attività di gestione degli impianti di risalita e dove si trova la migliore produzione al mondo dell'occhialeria, con un valore della produzione pari a 2,3 miliardi di euro, che vede coinvolti più di 12.000 addetti nel territorio. Noi abbiamo delle eccellenze tra Belluno e Treviso. A Treviso per quanto riguarda la produzione delle attrezzature sportive, vestiario, a Belluno ad esempio l'occhialeria e non solo occhialeria. A Belluno abbiamo anche degli enti importanti come Dolomiti Cert e Certottica che certificano gli strumenti e le attrezzature sportive. Quindi nelle prossime settimane avremo ospiti, delegazioni da tutti i continenti, dalle Americhe, dall'Asia, dall'Africa, dall'Europa, e li porteremo a visitare delle aziende in modo tale da far conoscere queste realtà e quindi anche di promuovere un tessuto imprenditoriale molto forte, ma anche un turismo industriale che può svilupparsi assieme alle bellezze delle province di Belluno e di Treviso. Se peraltro si considera la filiera dello sport system nella sua interezza, essa rappresenta il 2% del PIL nazionale, muovendo una quindicina di miliardi tra abbigliamento, calzature, spese vere e proprie per lo sport attivo e turismo. Nel suo complesso, anche nelle sue estensioni su tutta la provincia di Treviso e su quella di Belluno, si arriva ad un fatturato superiore ai 4,2 miliardi di euro, sempre con riferimento all'anno pre-Covid 2019. Ci spostiamo adesso a Padova, dove provincia e comune hanno fatto un sopralluogo nell'area PP1, un'area problematica con rifiuti ed erbacce. Piccoli bivacchi, tende e giacigli, cumuli di rifiuti e di erbacce. Si intravedeva dalle cancellate che circondano l'area PP1 a ridosso della stazione di Padova, ma la conferma l'ha data il sopralluogo organizzato dalla provincia di Padova con il comune e gli agenti di polizia locale della Polizia di Stato. Vi è la necessità di intervenire adesso in maniera anche rapida, in quanto la vegetazione ha coperto gran parte dell'area e questo rende più facile la penetrazione di persone e anche insomma la collocazione, abbiamo visto, di numerose tende, di numerosi bivacchi dove le persone, si tratta sicuramente di persone disagiate, vivono qua durante la notte. Ci sono molti materassi, c'è molta sporcizia, insomma abbiamo il dovere di intervenire anche per il decoro di questa parte della città. L'auspicio che abbiamo tutti è quello che vada in porto l'operazione che effettivamente sta andando avanti, perché questa è una zona che deve essere assolutamente riqualificata e credo che questo comparto che va dalla stazione fino ad arrivare al centro, quando il PP1 inizieranno i lavori o addirittura sarà completato, avremo una visione completamente diversa della nostra città. Dopo l'accordo siglato dalla provincia con la società lussemburghese Stonehill, che sta procedendo ai versamenti concordati in modo puntuale, entro agosto del 2023 l'area passerà nelle mani dei privati. Nel frattempo si provvederà a un'accurata opera di pulizia e sistemazione. Sarà programmata entro il mese di settembre un intervento di disboscamento intanto dell'area, di pulizia di tutti gli ingombranti, di tutte le sporcizie che qui ci sono, che qui vi regnano, e ridaremo alla città quest'area pulita e speriamo anche più controllata dalle incursioni e dagli ingressi delle persone. Restiamo a Padova, vertice in prefettura in vista del Ferragosto. Messo a punto il piano per la notte dei fuochi in Prato della Valle.
Potenziati i controlli in Prato della Valle, con la piazza chiusa dalle 19 fino alle 2 del 16 agosto, ferme le corse del tram, divieto di introdurre bottiglie di vetro o oggetti contundenti, divieto di far alzare in aria lanterne cinesi o droni. La prefettura mette a punto il piano per la notte dei fuochi in Prato, che torna dopo 2 anni di stop forzato a causa del Covid. A gestire la sicurezza sarà chiamata la questura, che predisporrà, come di consueto, il numero di agenti e coordinerà il lavoro di tutte le forze dell'ordine. Nel frattempo, per tutto il lungo fine settimana che segna il giro di boa dell'estate, saranno potenziati i controlli in tutte le località turistiche della provincia, dai Colli Euganei al centro città, con presenze intensificate nelle stazioni e nei punti di arrivo e controlli capillari e monitoraggi da parte della Polizia Postale anche sulla rete. Il tavolo, presieduto dal prefetto Raffaele Grassi, ha anche esaminato i recenti episodi di violenze e furti in città e provincia. In città, nel quadrilatero tra Piazzetta Conciapelli, Piazzetta Sartori e Largo Europa, sarà intensificato il passaggio delle forze dell'ordine. Anche a Vigonza il prefetto ha disposto un potenziamento dei controlli per prevenire i furti, con servizi mirati nei quartieri in orario serale e notturno. E purtroppo dobbiamo chiudere questa edizione di Focus TG con una notizia di cronaca nera arrivata pochi secondi fa. Infortunio mortale sul lavoro questa mattina alla Conceria Riviera in via Galilei a Zermeghedo, siamo in provincia di Vicenza. A perdere la vita un uomo, ancora tutte da accertare le cause del decesso, pare che la vittima fosse impegnata in alcuni lavori di manutenzione sul posto. Chiaramente i vigili del fuoco, il SUEM, i carabinieri e il personale dello Spisal. È davvero tutto per oggi, Focus TG finisce qui, non mi resta che darvi appuntamento a domani puntuali alle ore 12 con le nostre notizie in diretta. Grazie.